Ciao tifosi napoletani! Siamo tornati con una novità che promette di scuotere le fondamenta del nostro club. Come sempre, cerchiamo di portarvi i migliori aggiornamenti per voi tifosi fedeli che fate parte di questa famiglia napoletana. Ma prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuna novità. Ora andiamo dritti al punto, preparatevi per una bomba sensazionale. Le ultime notizie sorprendenti arrivano dalle dichiarazioni di Carlo Alvino, che ha recentemente parlato di una possibile nuova aggiunta alla nostra squadra. Al centro dei rumors di mercato, secondo Alvino, noto giornalista vicino agli eventi del Napoli, il nostro team sta seriamente considerando l'acquisto di un giovane giocatore del Galatasaray. Durante una recente trasmissione su Radio Gol di Kiss Kiss Napoli, Alvino ha parlato delle strategie di trasferimento del club e delle scelte del nuovo allenatore. Nella conferenza di ieri, il presidente Aurelio De Laurentiis sembrava calmo e ottimista nonostante i fallimenti della stagione appena conclusa. Alvino ha sottolineato che, nonostante gli errori commessi, c'è ancora la possibilità di recuperare e fare scelte giuste per il futuro. Ha anche menzionato la possibilità di un accordo con un nuovo allenatore già chiuso ma non ancora ufficializzato. Tra i nomi citati, oltre a Khephren Thuram e Sudakov, spicca quello di Davinson Sanchez, il difensore che ha giocato nel Tottenham la scorsa stagione e che ora milita nel Galatasaray. Sanchez potrebbe essere un'aggiunta importante per rafforzare la nostra difesa. Sanchez ha dimostrato di essere un difensore solido e affidabile, in grado di portare esperienza e qualità alla difesa italiana. La sua possibile aggiunta al Napoli potrebbe rappresentare un passo significativo nel miglioramento della nostra linea difensiva, che necessita di nuove energie per competere ai massimi livelli. Ha affermato Carlo Alvino. Commentate qui sotto, tifosi del Napoli. Cosa ne pensate di Davinson Sanchez? Sarebbe il rinforzo giusto per la nostra difesa? Lasciate le vostre opinioni nei commenti. Non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al nostro canale per ricevere altre novità e aggiornamenti sul Napoli. Restate sintonizzati per le prossime notizie sul nostro amato club. Alla prossima e forza Napoli!